Piccoli imprevisti che a volte possono capitare, tanto più se parliamo di Marghera, una città con molte variabili. Tutto può succedere in un carnevale, ma il più classico problema per i carristi è l'altezza delle proprie strutture, che a volte può essere controproducente. Lo hanno imparato a proprie spese gli amici Forever di San Stino di Livenza, secondo carro in gara, che a pochi metri dall'inizio della sfilata si è dovuto confrontare con un lampione e un albero. Bloccato per 10 minuti, i responsabili del carro hanno poi optato per un itinerario più corto, onde evitare ulteriori problemi. Magagne comiche per il carro degli amici del zio di Rubano, che si sono visti rubare da un altro albero una delle loro bandiere tricolori. Il grosso albero non ha voluto cedere sotto le pressioni dei figuranti e solo l'intervento di un altro carro di stazza ha fatto sì che il tricolore tornasse a casa. In ultima, più di qualcuno avrà sbuffato alla rotatoria tra via Toffoli e via Rizzardi per un'attesa di quasi 20 minuti, dovuti allo sbarramento del traffico mutato rispetto allo scorso anno. Sfiscio Channel News, Marghera.